Votate sempre tutto in rissa, per sempre. favore, Solo che noi siamo stanchi. Siamo stanchi. La città è stanca di voi. Siamo stanchi. Siamo stanchi. Le sto rispondendo. Lei fa domande capziose. Come fa? Come fa a esserci un progetto? Sospendiamo 5 minuti la commissione, è la prima volta in un anno che uso questa cavolo di campanella. Onestà, incapacità, altro che... Il dibattito alla Commissione Trasporti della Camera sulle grandi navi a Venezia deve essere sospeso dopo un vivace scambio di battute tra il sindaco Luigi Brugnaro e la deputata del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto. Per rafforzare il progetto di passaggio della croceristica a Marghera, Brugnaro aveva anche fatto proiettare un video, ma i problemi tra il sindaco e i 5 Stelle appaiono insormontabili a partire da quelli col ministro Toninelli. Vi sembra normale che un ministro che ho chiesto più volte di incontrare per fargli vedere sull'acqua come funzionano le cose, so che ha incontrato altri, è venuto l'unica volta a Venezia e ha incontrato Tommaso Cacciari. Allora domando alla città, non a me, non a Luigi Brugnaro, ancora una volta io ho accettato questo incontro, ancora una volta chiedo di incontrarlo, ancora una volta vi do disponibilità e lo dico a tutti i cittadini che ci stanno ascoltando. Stiamo facendo tutti insieme una figura pessima a livello mondiale. La risposta di Toninelli non si fa attendere, continua a sperare nel miracolo per cui il sindaco Brugnaro la smetta di urlare e insultare e torni nelle sue vesti istituzionali, ha scritto. La soluzione Porto Marghera, di cui qualcuno ancora oggi sproloquia, in realtà non è mai concretamente esistita. Dopo anni di nulla conditi di tante chiacchiere, conclude il ministro, siamo finalmente vicini a togliere le prime grandi navi dalla Giudecca e sulla loro destinazione rimane aperta anche l'ipotesi Chioggia. Molti turisti potrebbero essere anche interessati a guardare, non solo, alcuni si trasferiranno a Venezia, altri potrebbero andare nell'entroterra o fare altre escursioni, le Tegnue, il Delta del Po, Piove, insomma altre location che possono essere maggiormente attrattive, non per ultima anche la stessa Chioggia, che è una località da 50.000 abitanti, con aspetti anche un patrimonio storico, culturale, architettonico, non sicuramente al pari, ci mancherebbe altro, di Venezia, ma neanche così di basso costo.